La pista da bob, giudicata da tutti, bella, veloce, sicura, che cosa rappresenta per lei? Rappresenta il percorso che abbiamo intrapreso per arrivare a proporre una pista, come dice lei, la più bella di tutte. Un percorso iniziato a maggio del 2024 con un periodo di copiose piogge che hanno messo a dura prova tutti i lavoratori che si sono impegnati. È il frutto dell'ingegneria, dell'architettura, del design, del lavoro di tante persone che non si conoscevano. Tante nazionalità hanno contribuito a questo lavoro e per me è anche la dimostrazione che il cantiere umano è ancora più importante di quello fisico dell'ingegneria. Se hai il cantiere umano poi ottieni anche questi risultati. Si pensa a un riconoscimento per queste persone che hanno lavorato? Stiamo raccogliendo tutti i nomi, predisporremo una targa con tutti i loro nomi perché è a loro che dobbiamo gratitudine. Questa pista Bob è risultata anche essere molto fortunata perché ci ha visto subito protagonisti come Italia. Dietro un giro veloce non c'è fortuna, c'è grande preparazione, programmazione, vita rigida, persone che programmano la propria attività un po' come l'ingegneria. Per arrivare a questi risultati devi programmare, non c'è fortuna, c'è programmazione. Non penso che tutte queste opere costruite a Cortina abbiano trascinato, anche invogliato l'amministrazione comunale a voler investire anche su nuove opere tipo la nuova ipotetica, diciamo, pista da curling e centro di curling. Il nuovo stadio del curling è già finanziato, quindi il Comune, per quanto ne so, ha già appostato delle risorse economiche. Stiamo verificando quale sia il luogo migliore per farlo. Nascerà una cittadella dello sport con lo stadio del hockey e dell'artistico, curling, sliding center con pistino di atletica e unica centrale di refrigerazione. È una legacy che alla fine porterà frutto per il Veneto e per Cortina. È una grande eredità che sarà lasciata al territorio, a Cortina per il Veneto, come giustamente dice lei, ma a tutta l'Italia, perché lasciare opere fatte così bene, di grande qualità, che attraggono comunque gli atleti internazionali, è un segno anche di grande maturità. È un segno di attrattività turistica come lo sono le infrastrutture viarie che permettono l'afflusso di turisti, atleti e pubblico. Sta cambiando il volto del Cadore con le opere che avete visto, di Cortina l'8-0 è stato terminato, Polonioso-Crepes siamo prossimi all'apertura, sarà realizzato un parcheggio, l'8-0 è terminato, Cesare Battisti sarà pedonalizzata subito dopo le Olimpiadi, le opere infrastrutturali cambieranno la mobilità di Cortina.